bentrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Emergono nuovi particolari dell'operazione contro il clan Cursotti milanesi a Catania. L'indagine ha fornito un'attuale e fedele immagine delle dinamiche criminali interne al sodalizio ritornato ad esercitare in pieno controllo criminale sull'intero rione San Berillo Nuovo, comprese quelle parti del quartiere che nel recente passato erano passate sotto il controllo del clan Cappello Bonaccorsi, come la zona di Corso Indipendenza. 24 gli arresti da parte della polizia. Custodiva cocaina in casa nel quartiere catanese di San Cristoforo. Quando la polizia è arrivata nell'abitazione c'erano la figlia e la nipote e la donna di 57 anni ha consegnato spontaneamente la busta nascosta in un pensile, droga che avrebbe fruttato circa 10.000 euro. La quarta sezione civile fallimentare del Tribunale di Catania ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di omologazione di concordato avanzata da Publi Servizi SpA, società partecipata al 100% dell'ex provincia, ora città metropolitana di Catania. I giudici hanno anche disposto la conversione dell'amministrazione straordinaria a cui la società era sottoposta in liquidazione giudiziale. Oggi, a partire dalle ore 18, Chiara Ferragni sarà ospite della profumeria Douglas di via Principe di Belmonte a Palermo. Con quasi 30 milioni di follower, l'influencer più famosa al mondo arriverà nel capoluogo siciliano da Milano. L'evento però è riservato soltanto a 60 persone fortunate che hanno acquistato uno dei prodotti della linea make-up e trovato il biglietto vincente. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.